No. Bastardo. Buongiorno Italia. Vicino. Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Porca troia. Prima mattina, tieni conto che mi ho ubriacato da ieri mattina fino a ieri sera. Tutti alcolisti qua, tutti. E non è veneti, quindi gran calma, fermo sto discorso del Veneto, e quasi tutti lombardi qua. Porco cane. Aspetta, qua continua a arrivare gente, chi che vediamo qua? Claudio da Bassano. Bassano del Grappa? Sì, è sì. buono da Bassano del Grappa. Vedi, anche il CP del prima mattina non salta e non fa capriole. No, perché sto ancora dormendo. Porco cane. Fatto per sicuri, lei. Sto ancora dormendo. Buongiorno Italia, buongiorno cazzo. Se arriva anche Mario col suo cane, no? Nuovo Fufi e Mario. Ciao bello. Non che credo. Stupendo. Sabato tipo 8 febbraio il campo Rom ha inizio. Senti che voce da documentario per quasi seria. E guarda qua con anche l'assistente, guarda che robe, che regia, robe professional proprio, Sto qua che si lamenta alle Mario, impresa epica, sono riuscito a portarlo a camminare, anno 2019, segna. Che me cope anche. Senti come le sa che si lamenta. Sì, tranquilla. Guarda che bei fufi, Saharan dust from a desert storm leaves the Amazon, then gives off transpiration. Diatoms sink to the seabed floor. Qua siamo nella parte in cui si parla male del Singano, in cui Mario si è aggregato con Alessia, può parlare in stereo, no? Mal del povero Singano, poveretto. No. No, è poveretto. Ti vuoi liberarti facilmente? No, come? Ste robe. E avrei messo a sognare stanotte. Urco. Ho sbagliato camomilla ieri sera, mi sa. Di solito mi non bevo camomilla, Converting CO2 for system oxygenation. Everything here works so perfectly. Earth, a rare body of harmony. E il contributo di Mario per portare a legna, no? Tu va? Sì, adesso tu, dai. Dai che adesso... Dai che una manga a portarlo lui. No. Oh, ragazzi, va anche questa. Là però. Guarda che quella che mi fa fare, guarda, e guarda che non le sulla a tovaglia, non so, io vieni qua e mi porta i taniche da vin. Sì, vigi il fuoco. No dai, sul serio? Ma no! Vai Mario! Aspetta! Si votò fuori a gente! Anche secondo me sono... Boh, non si sa se c'è un ospite o se sono crocchette di cane. No, queste non sono fatte. Boh. No. Comunque il campo Rom continua, dopo arrivano gli altri. Della serie abbiamo sì occupato il campo Rom, abbiamo messo anche tipo il numero civico, no? Capito? Il nome fuori dal campanello. No, non scherzavo. Non scherzava Riccardo, l'ha portato sul serio strafante per voare, cioè io no, guarda, mi lego un albero. Manca giusto uno. Aspetta che ho da filmare il matto qua di Riccardo, guarda che bel furgonato che è Riccardo. Ma soprattutto quello che mi interessa a me, cioè scusa, è il giocattolo dietro. Aspetta che mi impegno a parlare un po' in italiano perché dopo devo mettere tipo 50.000 sottotitoli, no? Guarda la marmitozza dei Giannelli, guarda che roba, come quel che avevi su scooter. No, scusa, come quello che avevo sullo scooter. Guarda che roba, fuorissimo, che storie. Figata. Via benzina, il galpieno, sì.
No, che te sanno, se siamo urco cane anche ad opposti, bisogna che trovo qualche scusa per non andare. Sì, perché sennò dopo mi monta su. Quindi intanto la schiena bloccata è già questa una buona cosa e dopo vediamo altre scuse. Siamo stati graziati per la giornata perché per fortuna anche oggi c'è un bel sole e niente, c'è solo da sperare che non vengano qua a legarsi in qualche modo. Cioè, i preparativi per la foto praticamente. Occhi rami. Poi al ladro. Sì, lui. Pensate di una conquistina al volo. E adesso, prima o dopo, presentiamo anche i partecipanti, però prima di presentare i partecipanti, che è la roba che secondo me interessa a te, no? Cioè, no a Ciccia, no, non intendo altro. Ti interessa i giocattoli, no? Allora, abbiamo Andrea che ci arriva da Schio e c'ha il famoso Volkswagen T4, no? Non c'è il T4 qua. T4. E quindi noi non siamo mai entrati dentro un furgone, cioè proprio furgone, no? E quindi andiamo subito a sbirciare. Yeah, cioè è grande come una macchina, cioè la frase di tutti i camperisti che sei un casino di Madonna, cioè è chiaro, no? Come quando te entri in casa io non ho messo in ordine eccetera eccetera. Vediamo come funziona. Allora anche lui, anche il portabici, aspetta che ha schiena disabilitata oggi, allora lui qua, aspetta che non pesto robe, dov'è il letto? Dove tiri giù? Ah, il letto a soffietto? Sì. Che robe professional! Letto a soffietto e dopo questo qua lo tira avanti e viene il letto anche questo. No? Ah, quindi due letti, Panca, cioè lui può tirare avanti la panca e dorme per così, tra parentesi figata. Dopo qua c'è i fornelli e il lavandino, giusto? Esatto. Va che roba, va là? Due fornelli, lavandinetto, che storiazza. frigo. E il frigo a pozzetto, no? Esatto. Hai capito? Cioè, guarda che è comodissima come storia per andare in giro, veramente è grande come una macchina, figata. Adesso magari gli rompo anche le balle e gli chiedo dai che ci fa vedere il coso a soffietto come funziona. Allora si tira due porchi là. Questo e oppa. Ah, va. Cioè in 2 secondi l'ha aperto, visto che roba? Cioè tu sali praticamente dal posto davanti, dal posto di guida, tac, te rampeghi. Occhio, Andiamo. andiamo a vedere. Permesso, tac, guarda che roba. Non è piccolo, cioè ci stai alla grande. E dopo lui qua, vedi i pizzi qua, no? Che tiri e ti vedi fuori. È bella sta roba. Guarda anche la luce. Anche la luce, miseria, sono proprio robe tecnologiche qua, tu che robe? Ah, che storiazze, c'è tipo una roba da 100 cavalli sto qua, no? Sì. Porco cane. 100, ma che pesa come una macchina, quindi insomma voglio dire. Aspetta, non te me va sopra il fosso che magari non te il freno a mantirà. E guarda che robe. E il secondo letto, cioè volendo uno tipo ci può dormire in 4, no? Sì, cioè per farsi una gitarella così, figata. Qua c'è il tavolino. Ah, Che agganci. che storiazze. Oh, E guarda qua, le tauz. Che storiazze. Fuori. Meno. Storiazze. Col secciaro. C'è la Alessia diceva che anche la sua Polo, no? Ci sta tanta roba, giustamente anche lei ha il tetto a soffietto, no? Ai fornelli. Ci stanno tante cose e poche persone. Giusto. Ecco che abbiamo il test, no? La prova vera e propria dell'entrata su... Esatto, non guardate i calzini antisesso, ha detto, quelli, occhio. Questi qua, vedi, quelli non vanno guardati, quelli. Ecco, non stavo registrando, comunque stavamo dicendo, no, che la Alessia adesso, da tra virgolette inesperta, Esatto. prova a montare nel letto a soffietto. Se sta? Sì? Yeah. Madonna, posso fare la pennichella, ragazzi? Guarda, via. Adesso qua. Ciao! Ciao notte! Vedi, si apre così, no? Comodo. Più anche il portabici da 4 addirittura.
Metti uno si stanca della bici, dice aspetta provo che altre. Ah, e per l'acqua come funziona? Come la carichi? La cisterna qua. La carichi da fuori? Sì, da fuori. Ah, eccolo qua. Sì, proprio come i camper. Ah, anche la presa. Ehi là. No, è proprio un camperin vero e proprio. Ma che robe. Aspetta, perché dalla ripresa sembra lungo, ma in realtà no, ragazzi, è veramente una macchina. Quant'è che è lungo? 5 qualcosa, lo stesso vero? 5 qualcosina. Per comodi. Eccola.